Il mio zio Gianni di Cepino era un anticristo il mio zio Gianni. Aveva lavorato per la Francia, Germania e un po' la Svizzera. Parlava solo il suo bastardo bergamasco con felicità di voce. Mi batto sul dietro, Germania e la Svizzera, mi batto la Francia, diceva che il suo cielo è eterno. Però la neve di Cepino mi viene tenerezza a fantasticarla. E pensava alla madre vecchia e la donna dai fianchi lardosi e suo figlio bello come l'alba, come l'alba. Quando morì il prevosto che ostiava Bergamasco all'Abrisco, 7 giorni non tocco donna il mio zio Gianni, non tocco vino, 7 giorni che tacque per un dolore che non capiva. Lui era uomo a Cepino, ci mangiava nel barbaro dialetto e sognava, si sognava e ci faceva l'amore. Ma venne il tempo che il sangue lo insultò, lui cercava con rabbia la parola non si faceva. Una volta si eresse tremante dal letto e pur fiero, c'era la sua donna, la guardava e disse neve disse if nel bastardo bergamasco, e aveva qualcosa come riso negli occhi, qualcosa come pianto.